Sulla giornata del ricordo abbiamo raccolto la testimonianza di Silvio Colombo, a Noventa Vicentina per un incontro con gli studenti del Masotto, che ha vissuto di persona quei tragici eventi che dopo la Seconda Guerra Mondiale hanno coinvolto centinaia di migliaia di nostri connazionali, costretti ad abbandonare terra, affetti, beni, dalla violenza del regime comunista jugoslavo. Signor Colombo, i primi episodi di pulizia etnica in Friuli Venezia Giulia cominciano all'indomani dell'armistizio firmato dall'Italia nel settembre del 43. Lei a quell'epoca aveva 10 anni. Io avevo a quell'epoca 10 anni. Ho dei ricordi non molto, personalmente non molto precisi, in quanto io abitavo a Pola. Dopo l'8 settembre l'esercito italiano praticamente si era dissolto e arrivarono subito il giorno dopo i partigiani di Tito. Si presume che sapessero già della faccenda dell'armistizio, però invasero i paesi dell'Istria e non entrarono né a Pola né a Fiume né nelle città più grandi perché c'era ancora una certa organizzazione. E di Pola in particolare mi ricordo la dissoluzione dell'esercito e gli italiani, i militari italiani che cercavano abiti civili. Dopo circa 40 giorni arrivarono le truppe tedesche che praticamente in Istria, mentre in Italia le truppe tedesche erano invasori, in Istria per noi ci hanno liberato, in quanto arrivate le truppe tedesche i partigiani si sono ritirati. Fino a quando lei è rimasto a Pola, cioè al 47, si sapeva qualcosa delle foibe, di quello che gli uomini di Tito stavano facendo? Si sapeva perché i primi grossi infoibamenti sono avvenuti nel 43, prima che arrivassero, come avevo detto prima arrivassero i tedeschi, quindi quelle storie lì si sapevano già ancora prima della seconda occupazione dei Titini del 45. Quelle del 45 sono state più nascoste perché chiaramente essendo l'Istria occupata dal 45 e poi dalle Slavi eccetera, nessuno ha potuto più andare a cercare delle foibe. L'unica foiba che è rimasta in Italia, anzi due foibe che sono rimaste in Italia e che si sono potute controllare, sono quelle sopra Trieste e Basovizza, che è diventato un monumento nazionale, e Maurupino, che era una foiba più piccola. Passano neanche 2 anni e il 1° maggio del 45 gli uomini di Tito occupano Trieste e la Venezia Giulia e vi rimangono per 45 giorni e riprende il processo di pulizia etnica con deportazioni e infoibamenti e questa volta sono colpiti gli abitanti delle città. Esattamente, Trieste in particolare, e difatti ci sono stati molti più infoibamenti nel successivo periodo anziché il precedente. Anche a Pola rimasero 40 giorni e fecero sparire diverse persone. Erano sparizioni mirate perché prendevano tutti quelli che potevano rappresentare l'apparato statale italiano, quindi impiegati, maestri, postini, eccetera. Il mio ricordo è più che altro, per quei 40 giorni la gente cercava di uscire il meno possibile da casa e quindi abbiamo avuto anche un certo periodo di fame, fino a che dopo gli alleati ne avevano combinate tante che per il momento gli americani tramite Stalin convinsero i titini a ritirarsi, per cui le truppe alleate rioccuparono Trieste e Pola rimase sotto gli alleati una enclave. Verso la fine del 46, quando ormai si era capito che Pola e tutta l'Istria erano perse, la gente decise di esodare. Nel 1947 l'Italia firma il trattato di pace e nel contempo viene costituito il territorio libero di Trieste. È allora che comincia veramente l'esodo. Pola, essendo sotto gli alleati, è stata libera di organizzare l'esodo e infatti nel giro di 2 mesi Pola si è votata. Ho ricordi personali in quanto c'era un piroscafo, per noi è diventato leggendario, il Toscana, che faceva la spola avanti e indietro, un colpo in porto Venezia, un viaggio dopo a Ancona. Ho una memoria
che mi porto dietro tutta la vita, quando in Toscana si è allontanato dal porto di Trieste, ho avuto la sensazione netta di perdere le mie radici. Gli amici, i compagni di scuola, i parenti si era destinati a spargersi un po' in tutta Italia e non c'erano prospettive di ritorno. Tutte queste persone che hanno esodato in massa, particolarmente da Pola, dovevano essere sistemate. La gente fu sistemata in oltre 100 campi profughi sparsi in tutta Italia, e campi profughi costituiti da vecchie caserme, vecchi collegi, con condizioni di vita veramente difficili. Io sono arrivato col Toscana a Venezia, da Venezia a Vicenza, e ho vissuto ben 8 anni a un campo profughi a Vicenza, dove sono passati migliaia di profughi, dal 47 al 55. Nel 55, con una legge nazionale, hanno costruito in varie parti dei villaggi, delle case appositamente per i profughi. A Vicenza fu costruito il villaggio Giuliano a Campedello, che è sull'inizio della Riviera Bellica, e noi ci siamo trasferiti da campo profughi finalmente in una casa, il che vuol dire, questo era il 1955, vuol dire che per noi, tra l'altro, la guerra è finita 10 anni dopo rispetto al resto degli italiani. Prima fecero di tutto per farci scappare, per farci andare via. Quando poi nel 1948 si accorsero che le fabbriche erano vuote, i tecnici erano andati via tutti, hanno cercato di fermare la cosa. Tant'è vero che addirittura ci fu un piccolo controesodo, in quanto in Pola c'erano dei grossi, a Fiume dei grandi cantieri navali. Tramite i togliatti riuscirono a far venire a Pola e a Fiume i cantierini di Monfalcone, quelli che erano comunisti convinti e pensavano di venire a vivere nel paradiso comunista. Fecero poi una brutta fine, in quanto erano tutti stalinisti. Quando nel 1949 Tito ruppe con Mosca, la maggior parte di questi che erano stalinisti finirono in campi di concentramento. Nel 1975, quindi ben 30 anni dopo la fine della guerra, ci fu il Trattato di Osimo, con il quale l'Italia cedette alla Jugoslavia la zona B, e ci furono gli ultimi esodi anche da quella zona. Osimo, che è un paesetto sopra Ancona, firmato di notte per paura che venissero fuori dei disordini a Trieste. Capito. E una volta firmato ormai era fatta. Ma per dire, l'hanno fatto di nascosto di notte, proprio perché sapevano, cioè hanno ceduto un territorio che giuridicamente era ancora italiano, perché doveva far parte dei terroristi, non era mai stato ceduto alla Jugoslavia col trattato di pace. Purtroppo è stata un'altra pugnalata ai giuliano-dalmati, in quanto si sarebbe dovuto, perlomeno da parte dell'Italia, avere delle garanzie sulle questioni aperte come beni abbandonati lasciati dagli esuli, la tutela delle minoranze, che pur c'erano degli italiani che erano rimasti in Istria, e di questo non è stato fatto praticamente niente. Il nostro desiderio, ormai cosa vuole? Sono passati 60 anni, quindi inizialmente si sperava di poter un domani tornare, adesso queste cose sono cessate. La prima generazione purtroppo è ormai, per questioni biologiche, è deceduta. La seconda generazione, se non altro, è riuscita, e fatto parte della seconda generazione, se non altro siamo riusciti a far parlare di noi, a far conoscere la nostra storia, in quanto la nostra aspirazione è che questa memoria non finisca con noi. Questa è una storia italiana vissuta da italiani e deve essere condivisa da tutti gli italiani. Questo è il nostro maggior desiderio, che venga riconosciuto quello che abbiamo passato e che venga condiviso dalla nostra nazione.